Benvenuti a Sant'Antioco, l'isola più grande della Sardegna, tra quelle minori, e la quarta d'Italia per estensione. Il suo popolamento iniziò già a partire dal Neolitico, attorno al V millennio a.C. Ancora oggi restano importanti testimonianze di quell'epoca, come le grotticelle artificiali di Spruinis, le cosiddette Domus de Janas, i menhir di Suvar e Samongia. Ma è in età nuragica, attorno al XVI secolo a.C., che il territorio conoscerà un grande popolamento, con la costruzione di decine di nuraghi, un bellissimo pozzo sacro, quello localizzato in località Gruttiacqua, una stupenda tomba dei giganti in località Sunniu e Sugrovu. Ed attorno all'VIII secolo a.C. comincia a delinearsi anche quello che è il profilo urbano della città. Nell'area del Cronicario sono state trovate le prime abitazioni e col passare del tempo vediamo che la città si espande sempre di più. A testimonianza di quell'epoca ci resta il sito archeologico del Tophet, un cimitero dove venivano sepolti dei bambini morti prematuramente, la necropoli ipogeica di Spirigeddus e ancora una struttura sommersa che si trova sotto la laguna di Sant'Antioco, che la tradizione riporta come chiesa di Santa Lisandra o Santa Isandra. In realtà si tratta probabilmente di un edificio a carattere sempre cultuale, ma realizzato in età cartaginese, attorno al V secolo a.C. In età romana la città diventerà una delle più potenti di tutto il Mediterraneo. A testimonianza di quell'epoca ci restano ancora il ponte romano, la tomba piramide localizzata in località Sabresoni o Sabresonedda, e poi abbiamo altre strutture importanti come la strada romana che collegava la città di Carales con l'antica Sulchi. In età medievale si costruisce anche un castello proprio all'ingresso dell'isola, vicino appunto al ponte attuale. Ma per i secoli successivi l'isola venne abbandonata, disabitata, a causa delle incursioni dei pirati saraceni. Solamente a partire dal 1600 l'isola pian piano verrà ripopolata. È sicuramente un fatto tragico da ricordare è quello che avvenne nell'ottobre del 1815. Pensate che già un anno prima si stava iniziando a costruire in località Suvisu un forte che sorge sui ruderi di un antico nuraghe e che aveva il compito di difendere l'isola proprio dagli attacchi saraceni. Accadde che nell'ottobre del 1815 il Bey di Tunisi diede ordine di attaccare l'isola. Quindi alcuni vascelli con migliaia di pirati attaccarono l'isola e per fortuna una guarnigione capitanata dal capitano Efisio Melis Salagna difese in parte l'isola. Pensate, si trattava di un manipolo di uomini che resistette all'attacco di migliaia di pirati. Fu un fatto tragico. Pensate che ancora nei decenni successivi la popolazione ricordava fiumi di sangue che sgorgavano dal forte di Suvisu verso il paese. Purtroppo i pirati saraceni riuscirono ad avere la meglio e riuscirono anche a catturare, a fare prigionieri diverse centinaia di antiochensi, donne, uomini, bambini e la stessa sorella del capitano Efisio Melis Salagna. Addirittura alcuni commercianti che raggiunsero la città di Tunisi pochi giorni dopo ricordarono appunto questi antiochensi al mercato degli schiavi nella piazza principale di Tunisi. Prigionieri che poi per fortuna vennero riscattati alcuni anni dopo. Però questi fatti rimasero impressi nella memoria antiochense. Pensate che questo racconto venne poi ripreso in un romanzo di Emilio Salgari intitolato Le Pantere di Algeri e ispirò anche un film di produzione francese negli anni 60 intitolato Le Canons de Sant'Antioco e tradotto poi in italiano con il titolo di Le Pantere di Algeri.